Fadalto ancora chiuso per la frana. La statale d'Alemagna era stata riaperta solo lunedì scorso e ora, considerato il maltempo, è stata di nuovo interrotta. Decisione in via precauzionale per scongiurare pericoli. I detriti sarebbero quindi ancora un problema irrisolto. Apriamo con questa notizia la rassegna stampa di oggi, venerdì 6 settembre. 3 giorni è quanto è rimasta aperta la storica statale d'Alemagna all'altezza di Fadalto, frazione di Vittorio Veneto, che rappresenta una delle poche porte d'ingresso alternative al viadotto della 27 e che circa un mese fa era stata interessata da 2 abbondanti frane. Durante una precipitazione simile a quella che sta attualmente interessando le Prealpi, i detriti avevano occupato la strada raggiungendo la ferrovia e intrappolando alcune auto e i rispettivi passeggeri. Per fortuna nessuno si era fatto male, ma il disagio comportato in termini di accessibilità aveva riaperto una ferita che per i bellunesi sanguina da varie decadi. La tormentata statale 51 infatti è un importante punto d'accesso per chi si muove verso l'Alpago e per quei mezzi che non possono percorrere il viadotto. Le alternative per raggiungere la Valbelluna e l'Alpago, la strada del Cansiglio che passa per Tambre e il passo San Boldo che sbuca a Sant'Antonio Tortal e che poi a Trichiana per ricongiungerci alla statale 1 bis, sono anch'esse interessate da frequenti chiusure e comportano tempistiche di percorrenza molto più elevate. Così i pendolari, dopo l'attesa in piena stagione, si ritrovano di nuovo a dover sopportare la frustrante visione del cartello strada chiusa. Ne scrive Luca Vecellio. I motivi ancora una volta sarebbero legati alle intense precipitazioni di questi ultimi giorni. L'annuncio dall'ANAS è il seguente: la statale 51 di Alemagna è provvisoriamente chiusa al traffico in corrispondenza del fronte della frana. La circolazione è deviata su percorsi alternativi con indicazioni in loco. La chiusura si è resa necessaria in via precauzionale per garantire la sicurezza della circolazione in seguito all'attivazione del sistema di monitoraggio installato sul versante per il superamento delle soglie di allarme correlate all'intensità dei livelli di precipitazione. E sulle certezze di riapertura non vi è certezza, la durata è correlata all'evoluzione delle condizioni meteo che sono previste in peggioramento, resterà in vigore fino a cessate esigenze. Vediamo adesso se in questi giorni, oggi e domani dovrebbe esserci una pausa dal maltempo, vediamo se avverrà la riapertura. Siamo sul Gazzettino, rimaniamo su questo giornale e leggiamo delle notizie che riguardano la morte dei 2 giovani sulla Marmolada. Il titolone in prima pagina dice: l'alpinista, incidente inspiegabile. Maurizio Giordani, un grande esperto di marmolade, conosceva bene le vittime, Filippo Zanin e Federico Favilli. Stavano affrontando un tratto banale di una via conosciuta e loro erano persone che non sottovalutavano mai i pericoli. E ci sono appunto questi articoli, questo approfondimento. Ragazzi preparati, fatalità impensabile. Parla uno degli alpinisti più esperti della Marmolada, Maurizio Giordani, conosceva bene i 2 trevigiani. Era un tratto facile, è successo qualcosa. È un evento eccezionale perché i protagonisti erano degli alpinisti molto esperti, degli amici per me. Si ferma un attimo prima di rispondere. Maurizio Giordani, noto alpinista, forse tra i più esperti della Marmolada, autore di numerosi volumi, pioniere di diverse vie sul massiccio, tra queste la Rovereto, l'Irreale, la Fortuna, la Fantasia, la Tempi Moderni, la Supermatica e tante altre. Dall'alto della sua esperienza da scalatore sopravvissuto a centinaia di imprevisti in quota, si ferma per scrollarsi di dosso la malinconia della perdita di 2 giovani pieni di passione, Francesco Favilli e Filippo Zanin, i 2 trevigiani deceduti ieri sulla Marmolada, che conosceva e apprezzava. Avrebbero potuto avere molte altre soddisfazioni, non solo in montagna, anche in generale nella vita. Poi continua a dire: quello avvenuto l'altro ieri è un fatto inaspettato, un imprevisto di quelli che non ti spieghi in nessun modo. Filippo e Francesco stavano affrontando una via conosciuta, in un tratto per certi aspetti banale. Non stavano sperimentando nulla di nuovo. Si fa fatica a capire che qualcosa di così grave possa succedere a persone preparate che non sottovalutano mai il pericolo. Ho affrontato spesso la Don Chisciotte, posso dire che la conosco, è la via più ripetuta e conosciuta sulla parete sud della Marmolada, una via che si distingue soprattutto per l'importanza alpinistica della sua storia, come un po' tutta la parete d'argento, che secondo me è la più rilevante da questo punto di vista sulle Dolomiti, e di conseguenza parliamo di una verticalità notevole, di altezze elevate e di un requisito di livello tecnico elevato in generale.
Detto questo, continua a dire che la Don Chisciotte per due alpinisti come Francesco e Filippo è relativamente sicura. In base alla velocità della cordata, direi dalle 6 alle 8 ore ci vogliono appunto per percorrere questa ferrata, anche perché il dislivello è notevole. E non riesce a capire esattamente l'alpinista dove è caduto l'incidente. Ho provato a informarmi per capirlo, ma il soccorso alpino li ha ritrovati alla base della parete, quindi comprendere il punto esatto da cui sono precipitati è dura. Non ci saranno inchieste sulla morte degli alpinisti, siamo tutti sotto shock, domani funerale di Filippo, ancora da stabilire luogo e data per l'ultimo saluto a Francesco e i familiari dicono lasciateci in pace. Non ci sarà nessuna inchiesta sulla morte di Filippo Zanini e Francesco Favilli, i due alpinisti di 36 e 44 anni, amici e colleghi alla Scarpa di Asolo, precipitati martedì all'alba dalla via Don Chisciotte sulla Marmolada. Le salme sono già messe a disposizione delle famiglie, tanto che i funerali di Zanin, specialista di marketing e che abitava a San Zenone degli Ezzelini con la moglie Giulia e la figlia Emma, di poco più di 2 anni, sono già stati fissati. Saranno infatti celebrati domani mattina alle 10 nella chiesa arcipretale di Fonte Alto, dove stasera alle 20 verrà recitato il rosario. È ancora da stabilire invece il giorno e il luogo dell'ultimo saluto a Favilli, originario di Pordenone e separato dalla moglie che abita nel Veneziano con i loro 2 figli di 7 e 11 anni. Il 44enne viveva da solo a Maser e per l'azienda di calzature di Asolo faceva il brand manager. Chiudiamo questo triste capitolo e andiamo a leggere altri articoli. Siamo nel territorio di Feltre, dove si parla di un ritrovamento medievale emerso dai lavori alla Vitorino da Feltre. Con gli scavi spuntano reperti, bloccato il cantiere della scuola, si legge nel titolo. Si tratta appunto di ritrovamenti medievali, si stava procedendo alla demolizione e rifacimento della palestra per gli alunni, e ne scrive Eleonora Scartone. Sono per lo più medievali i reperti rinvenuti nel cantiere di demolizione e ricostruzione della palestra della scuola elementare Vitorino da Feltre, in centro città. L'aver scoperto da parte della ditta alcuni resti storici ha fatto sì che il cantiere rallentasse, in attesa di avere dalla soprintendenza indicazioni sul valore o meno del ritrovamento. Ad oggi sono in corso ancora alcuni approfondimenti, ma l'auspicio della ditta è quello di poter ricominciare con i lavori per la fine di settembre. Il progetto della nuova palestra della scuola elementare Vitorino da Feltre è ambizioso, in quanto volto a dare agli studenti un luogo dove poter svolgere le ore di educazione motoria, ma anche dare alla città ed in particolare alle associazioni una struttura per le attività sportive pomeridiane. La palestra sarà quindi ricostruita leggermente più grande rispetto alla precedente. Nel corso dello scavo, appunto, a monte della struttura stessa sono emersi alcuni reperti archeologici che sono finiti subito sotto la lente. A seguito di approfondimenti eseguiti da personale esperto è emerso che si tratta di ritrovamenti di epoca medievale con alcuni inserimenti romani, questo quanto emerso almeno superficialmente. L'opera quindi ha subito un sostanziale stop ed è stato necessario mettere a terra un nuovo cronoprogramma dei lavori. Entro questa settimana sarà completata l'indagine sulla fondazione del nuovo muro di contenimento lato nord, mentre nelle 2 settimane successive saranno realizzate 3 trincee esplorative per verificare la continuità dei ritrovamenti. Vediamo se c'è ancora qualcosa. No, passiamo anzi al Corriere delle Alpi, all'altro quotidiano. Anche qui c'è molto spazio alla notizia che riguarda la morte di 2 alpinisti sulla Marmolada. Filippo, il dolore e la forza di Giulia, ditemi com'è morto mio marito, i genitori del 36enne di San Zenone, si sa che le escursioni nascondono insidie, si sperava non gli capitasse mai. E qua ci sono le fotografie ancora dei due ragazzi, la frase d'addio: vi ho lasciato per la vita più alta, domani a Fonte Alto c'è l'ultimo abbraccio a Zanin, scusate, e appunto il dolore delle famiglie. Leggevamo prima sul Gazzettino. Salivano in Libera, è anomalo che 2 alpinisti si fossero legati, gli esperti di arrampicata si interrogano sulla tragedia senza testimoni, nei loro imbraghi non sono stati rinvenuti rinvii, soste o chiodi, ne scrive Cristina Contento. Lo zoccolo della Don Chisciotte è piuttosto semplice da affrontare, online il cordoglio degli amici, ve ne siete andati in silenzio.
legati durante l'ascesa dello zoccolo della Don Chisciotte, una cosa un po' anomala, dicono gli esperti di montagna, forse volevano essere già pronti una volta arrivati al momento di attaccare le parti più impegnative di quella via, quelle con gli agganci delle soste. Di solito gli alpinisti esperti si comportano così. Andiamo avanti, c'è una notizia che riguarda il turismo in città, siamo a pagina 21, francesi, inglesi, americani, la città piace ai turisti stranieri, lo yacht in Piazza Duomo ha dato informazioni a 5.282 persone, la metà italiani e l'assessore Paolo Luciani vengono a visitare la città e il centro storico, potenzieremo l'offerta. Il meteo poco favorevole di giugno non ha fermato i turisti, sono positivi i dati dello yacht di Piazza Duomo. Il mese con le maggiori presenze è stato, come ormai da tradizione, quello di agosto, con 2.600 passaggi all'ufficio turistico contro i 2.500 del 2023 e i 1.700 del 2021. In aumento gli arrivi da Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Quindi buone notizie per la città di Belluno. E poi ancora andiamo avanti, leggiamo altre notizie sempre dal Corriere delle Alpi, siamo a pagina 25, si punta sull'invaso più piccolo ma sulla diga a fuoco incrociato. Nell'incontro online di ieri presentato il progetto per il Vanoi, stiamo parlando della diga del Vanoi appunto, la provincia per adesso tempo perso, ne scrive Francesco Dalmas. Il dibattito pubblico, tempo perso, sentenza il delegato provinciale Massimo Bortoluzzi e il geologo Alfonso Tollardo dice nessun dato nuovo, ci confronteremo lunedì. Ieri pomeriggio i tecnici del Consorzio Brenta hanno illustrato il documento di fattibilità delle alternative progettuali presentato al dibattito pubblico per il serbatoio del Vanoi. Più di un'ora di analisi e di dati per dimostrare che tra le 4 alternative studiate per la location della diga risulta che l'alternativa C sia quella preferibile nonostante abbia l'invaso minore. È il contenitore da 20 milioni di metri cubi, il più piccolo rispetto a quelli da 25, 30 e 33 milioni di metri cubi. Un sacco di dati alla mano che i progettisti del Vanoi hanno puntualizzato nella video illustrazione del serbatoio, sulla base della quale possono essere già presentate le osservazioni entro il 4 novembre. Chi salirà a Canal San Bovo dunque si prepari a fare le ore piccole, infatti sarà accettato, sì, se ne parlerà ancora nei 4 incontri programmati, nessuno in provincia di Belluno, il primo lunedì alle 20:30 nel teatro parrocchiale di Casan Salvovo, 170 posti a sedere. Confermato che la diga del Vanoi per noi non si deve fare, ci auguriamo che le prossime tappe del dibattito pubblico siano un vero e proprio dibattito con contraddittorio. Al momento infatti siamo alla perdita di tempo, dice il consigliere delegato al demanio idrico della provincia di Belluno, Massimo Bortoluzzi. E il geologo Tollardo invece ci sarà, da una vita studia la Val Cortella, puntualizza che più di ogni altro aspetto gli interessa quello geologico e da quanto riscontrato anche la soluzione più votata presenta dei problemi che da questo punto di vista non mi sembrano tenuti nella dovuta considerazione. Andiamo avanti, ci spostiamo alle pagine che riguardano la Gordino. Troppi incidenti lungo la strada provinciale 346, Lucchetta chiede udienza al prefetto. Il sindaco di Vallada dice non è più una strada con i requisiti di sicurezza necessari al traffico attuale. E ne scrive Gianni Santomaso. La provinciale 346 non è più un'infrastruttura con i requisiti di sicurezza necessari a sostenere l'attuale mole di traffico che è continuamente in crescita. A breve chiederò un incontro con il prefetto. Il giorno dopo l'ennesimo incidente avvenuto all'imbocco nord della Galleria delle Anime, in comune di Vallada, il sindaco Fabio Lucchetta lancia l'allarme relativo alla sicurezza sulla strada provinciale 346, in particolare nel tratto del territorio valladese. Negli ultimi mesi, proprio in corrispondenza delle curve che si trovano scendendo verso Cencenighe proprio prima dell'imbocco alla galleria, si sono verificati almeno 4 incidenti anche gravi, alcuni dei quali hanno paralizzato la viabilità a lungo. Non sono un tecnico, dice Lucchetta, e non so dire quali siano le ragioni di questo aumento degli incidenti. Dopo Vaia abbiamo fatto una pulizia delle scarpate per garantire maggiore visibilità. Spero non sia stato un incentivo per automobilisti e motociclisti a correre di più. Sta di fatto che il problema c'è lì e anche nei tratti successivi.
e quindi appunto il sindaco di Vallada ne parlerà con il prefetto, chiederà udienza al prefetto eh, eh, per decidere sul da farsi. Vuole appunto andare dal prefetto anche insieme all'ente proprietario, la provincia, soggetto gestore Veneto Strade, voglio provare a ragionare insieme sul da farsi per dare una sicurezza maggiore a una strada sempre più frequentata, specie in stagione. E con questa notizia andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo puntuali domattina sulle frequenze di Radio Piave e poi sulla pagina Facebook e canale YouTube dell'Amico del Popolo. A tutti un buon venerdì, buon fine settimana, grazie come sempre per l'ascolto e a prestissimo.